Invisible Man. Amici di Scratch, benvenuti per questa puntata all'insegna del 33esimo Trofeo Triveneto Ciclocross. Quindi un saluto e un benvenuto a tutti coloro che sono appassionati di questa disciplina, da lei si dice disciplina delle ruote grasse. Poi lo scopriremo e lo scopriremo insieme a un ospite che ci terrà compagnia durante tutto questo periodo invernale. Grazie di Ilenia Lazzaro. Buonasera a tutti, finalmente è ricominciato il ciclocross. E la gente dirà, ma guarda qua che roba, anche la Ilenia Lazzaro. E si contenta? Sì, sono molto contenta anche perché il ciclocross per me ha sempre uno spazio nel mio cuore più grande di tutti gli altri sport. Parteciperai anche quest'anno come Certamente, io ho già cominciato tra l'altro con la stagione internazionale in Svizzera, quindi per me sono già le prime visto che gare. mi parli di Svizzera, dimmi di Franzoi. Enrico sta andando molto bene, viene da un terzo posto all'internazionale di Baden e ha un secondo posto domenica a Ilnau, un secondo posto che però va un po' stretto perché secondo me veramente si stava giocando la vittoria, peccato per quella caduta, però ci stava, abbiamo trovato il primo fango stagionale e quindi ha avuto una caduta all'ultimo giro e ha perso quei secondi preziosi per provare a vincere. Scorso anno diciamo che ha un po' rodato, un bel diesel. Quest'anno dovrebbe raccogliere grandi soddisfazioni. Quest'anno mi pare un bel Franzoi, lo vedo molto potente anche su percorsi muscolari, quindi pesanti con il fango, però anche parecchia agilità, l'ho visto agile anche nei pezzi da fare a piedi perché nel ciclocross in Svizzera non è come quello che abbiamo qua, è il ciclocross vecchia maniera come dice Ottavio Pacagnella, quindi c'è tanto da smontare, tanto bici in spalla, molti gradini eccetera, l'ho visto bene su tutto, quindi secondo me speriamo sia l'anno di Franzoi. E visto che sei qua diamo una piccola riveduta all'Olimpiadi, a cosa pensi di questo Marco Aurelio Fontana con questo miracolo dell'ultimo giro? Sicuramente è un appuntamento, io l'ho seguito tutto l'anno nel mountain bike, è un appuntamento che ha preparato molto bene. C'è stata quella sfortuna della sella, del reggisella, eccetera, però ha dimostrato ancora una volta la sua classe e la sua grinta. È un ragazzo che quando ha un obiettivo difficilmente lo canna, diciamo, quindi è un ragazzo che molto spesso riesce ad arrivare all'obiettivo e è un bel corridore anche in ottica futura e può pensare a vincere a Rio. E anche il ciclocross è impensabile vederlo ai mondiali? Lì bisogna vedere che programmi avrà, sicuramente è stata una stagione, le stagioni anche in mountain bike diventano sempre più impegnative, adesso si sposa, quindi il 20 si sposa e facciamo anche gli auguri in anticipo, a lui e a Elisabetta Borgia che è stata un'atleta azzurra di ciclocross anche lei e magari speriamo di vedere Marco Aurelio nei campi di gara, un po' più avanti però speriamo di vederlo. Ecco. A proposito di sposalizia anche tu sei fresca di nozze. Sì, ormai sono già passati 3 o 4 mesi. Insomma, però siete freschi di nozze. Come va la vita da sposata? La prima, dai, cucino un po' di più, ho trovato la mia valvola di sfogo, no? Mi piace parecchio cucinare, sto facendo tutte le ricette. Io immagino tuo marito quando uscirà fuori la domenica che ti sarà andata male qualche gara, mangerà come non so che cosa. Ma di solito, sai, lui viene sempre dietro, poi adesso ha la squadra degli Under 23, appunto di mountain bike, fra poco hanno finito anche loro, e adesso c'è tutto quel post stagione, pre-stagione 2013, certo. Quindi cerca degli sponsor, eccetera, è sempre molto impegnato, però avere una persona vicino che capisce cosa vuol dire è fondamentale anche perché adesso, l'ho detto l'anno scorso, lo ripeto anche quest'anno, per me ormai la vita è quella di un ciclo amatore. Ho fatto la scelta di restare elite anche quest'anno perché comunque sono ancora giovane e mi piace piuttosto arrivare decima tra le elite che provare a vincere con gli amatori, quindi per me è un modo anche per restare a contatto con questo ambiente perché comunque raccontarlo da di dentro non è come raccontarlo da fuori. E questo sono più che al momento in Italia posso dire di essere l'unica giornalista che è ancora dentro il gruppo e che racconta dal di dentro. E noi ben felici di averti qua in questa trasmissione perlomeno per tutto il periodo invernale. Allora, Ilenia, abbiamo guardato, rimergiamoci su questo 33esimo Trofeo Triveneto che intanto la cosa più importante va in onda. Cioè, bene o male, Salvador lo fa di nuovo andare in onda, che la cosa era veramente lì, perché in questo periodo qua non ci sono le vacche grasse, insomma,
però ho visto che il mondo del ciclocross si è unito tutto, e abbiamo visto anche nella presentazione che tra poco manderemo in onda da Romano Cornale. C'è tanta gente, ma tanta gente che ci crede. Ma sì, il mondo del ciclocross è una famiglia, non c'è un business, questo lo sfatiamo, non c'entra niente con tutto quello che si vede nel gran fondo di qua, gran fondo di là. È un mondo fatto di appassionati, molte squadre quest'anno risentono purtroppo della crisi, anche molti elite si comprano le biciclette, fanno dei sacrifici, però vogliono esserci. Quindi l'importante è quello, secondo me, di supportare anche con le immagini lo sforzo di queste squadre, anche giovanili, non solo giovanili quest'anno, ripeto, anche gli elite stanno avendo dei problemi di budget, quindi tutte le squadre che saranno presenti meritano di avere il loro spazio mediatico e noi cercheremo in tutte le maniere di darglielo. Mi pare giusto, grazie anzi. Allora, torniamo invece alla birreria Romano da Cornale, che ha in qualche maniera ospitato tutta la carovana di questo ciclocross targato 2012-2013 e abbiamo raccolto alcune interviste, ve le faremo vedere a scaglioni. Le prime due sono di Alessandro Chiades di Lucinico, sarà l'organizzatore di questa gara, insieme a Giuseppe Zoccante, insomma un po' la memoria storica del Trentino. Esatto, credo. presidente del Trentino, il mio presidente, perché io sono ancora tesserata in Trentino e diciamo che ormai è un personaggio storico, no, per il mondo del ciclismo. Chiades invece organizzatore di Lucinico, che ritorna anche quest'anno. Un bel appuntamento, l'appuntamento più a nord-est del trofeo, che diciamo ogni anno richiama anche qualche atleta dalla Slovenia, e poi casomai faremo un appunto dopo sul ciclocross in Slovenia, che sta crescendo anche lì. Benissimo, andiamo via con le interviste. Alessandro Chiades, 2 dicembre, il consueto appuntamento di Lucinico, anche quest'anno all'interno del Trofeo Triveneto. Sì, buonasera ai telespettatori. Anche quest'anno è il 6º anno del Trofeo Triveneto Ciclocross di cui facciamo parte, e in quel di Lucinico. Gran Premio Luzinis, 19ª edizione, e speriamo che tutto vada per il verso giusto, ma mi sembra che le premesse ci siano quest'anno. Il percorso resta uguale agli scorsi anni, ci sarà qualche modifica? Il percorso al 90% è uguale a quello degli scorsi anni, sicuramente qualche modifica verrà fatta, e anche per rendere un po' più spettacolare il percorso e per variarlo un poco rispetto alle precedenti edizioni. È una cosa che ho visto negli anni scorsi, la vostra gara è quella, diciamo, la punta più a nord, no? Forse fra voi e Bolzano ve la giocate di questo trofeo, e richiama ogni anno anche alcuni atleti dalla Slovenia, quindi anche in Slovenia sta crescendo un po' il ciclocross. Sì, siamo, come dicevi tu, la gara più a nord-est, veramente, siamo quelli dell'est noi, e come dicevi giustamente anche richiama qualche atleta della vicina Slovenia, in cui la disciplina del ciclocross non è ancora molto diffusa, però qualche gara la fanno anche loro. Vengono sicuramente a correre da noi perché la vicinanza sicuramente aiuta, e poi le gare hanno un livello tecnico un po' più alto rispetto alle loro. UCI Caprivesi quest'anno si presenta nel ciclocross con quanti atleti? Quest'anno avremo come al solito le categorie giovanili, quindi esordienti ed allievi, e avremo anche qualche giovanissimo G6 che prenderà parte alle gare promozionali, e abbiamo uno juniores e un under 23, quindi tutte le categorie agonistiche sono coperte, e in più qualche amatore che ha deciso di fare il debutto anche lui nel cross. Siamo con Giuseppe Zoccante, presidente del Comitato Provinciale di Trento. Anche quest'anno la vostra provincia ha una tappa del ciclocross importante come quella di Villa Lagarina. Sì, direi che è importante perché è una tradizione importante il ciclocross, ma direi anche a livello organizzativo questo circuito del Trivento è molto importante, ben organizzato, ben seguito, ma soprattutto partecipato. Direi che insomma è una importante attività che durante l'inverno prepara gli atleti per la stagione prossima. Direi che è giusto stare vicino a queste manifestazioni e auguriamo che vada tutto nel migliore dei modi. Il vostro movimento in Trentino è un movimento comunque votato anche al fuoristrada oltre che alla strada. Quanti atleti avrà insomma quest'inverno? Facciamo dei conti insomma. Sì, non sono molti, no, perché bisogna dire la verità, da noi è un po' più freddino che da altre parti, però ci sono abbastanza atleti, soprattutto nell'attività giovanile, ma diciamo pochi ma buoni, come si dice. Ecco, è però importante che ci siano, è una tradizione che è stata, pensate che una volta
nel nostro Trentino organizzavano 10 manifestazioni all'anno, e anche di importanza, è stato organizzato un campionato italiano. Bisogna ritornare, non dico a 10 manifestazioni, ma a qualche manifestazione in più, e invogliare i giovani a fare queste attività, che magari perdono il modo e la volontà di correre durante l'inverno, invece li teniamo sempre ben frizzanti per la prossima stagione. E fa bene, perché poi ricordiamolo, un nome fra tutti mi viene in mente Matteo Trentin, insomma, dal ciclocross, lo diciamo, adesso è professionista, e che professionista. E direi di sì, questo qui è un esempio. Allora bisogna tenere sempre caldo questo modo di fare attività, e credo che Matteo Trentin sia un esempio vero e spumeggiante di quello che è il ciclocross. E ben rientrati, sembra un piacere sentire queste persone. Diciamo che sarà un luogo comune, anche un po' vero, che è un po' datata, i vertici della federazione sono un po' anzianotti. In effetti bisognerebbe cercare di dare un contributo per cercare di far calare un po' l'età dei dirigenti. Beh, sicuramente... No, tenerli come grandi guru, grandi quello menti. certamente, magari l'innesto di qualche figura giovane, speriamo che adesso con le prossime elezioni, ma non solo a livello di appunto politico, ci vuole un po', secondo me, una spinta anche a livello di direttori sportivi e di figure. Adesso la federazione comunque ha già cominciato a inserire dei nuovi laureati in scienze motorie nel centro studi, e questa è una cosa molto buona, perché comunque i criteri di allenamento sono cambiati. Ed eleva forse anche il gap culturale che un po' mancava in questi anni. Esatto. Anche perché nel ciclismo regnava un po' quell'invidia, quando uno arriva, io su tutti ho il simbolo Pantani, che là tra invidia, corruzioni, chissà quali cose ci sono state dietro, povero ragazzo, insomma la fine che ha fatto Pantani è stata veramente una tragedia per il mondo intero, il mondo sportivo, e quindi a lui non attribuiscono nessun tipo di colpa, se no la colpa degli esseri, che quando vedono uno che è bravo, insomma, invece di gioirne. Sì, in Italia purtroppo abbiamo questo, adesso quando ci sono le disfatte di Caporetto, no, ai mondiali o alle Olimpiadi, si va sempre a chiedere le motivazioni e sempre a puntare il dito. Intanto, secondo me, bisogna puntare sui giovani, non si può pretendere di avere un giovane vincente se non lo coltivi, quindi secondo me i ragazzi sono stati scelti anche per i mondiali, magari quest'anno non hanno fatto i risultati, parlo a livello di professionisti, ma li faranno i prossimi anni, sono tutti ragazzi molto validi e molto giovani, ecco, quindi se si fanno delle scelte bisogna portarle avanti. Seconda cosa, è ora di appunto svecchiare un po' anche le tabelle di allenamento, il modo di vedere il ciclismo, perché è inutile che poi ci lamentiamo, adesso salta fuori la moda, Nicola, e sono contenta però della multidisciplinarità, quando è già qualche anno che anch'io scrivo quanto fa bene correre a piedi, quanto fa bene fare ciclocross, quanto fa bene fare la pista. Adesso tutti quanti si sono accorti che fa bene, perché in Australia vincono, perché il campione del Gilbert ha fatto il ciclocross, Lars Boom faceva il ciclocross, quell'altro faceva il triathlon, eccetera. Wiggins la pista. Esatto, allora adesso ci rendiamo conto che forse tutto quello che si diceva qualche tempo fa non era insomma tanto azzardato, ma forse bisognava investire. Però questo lo porti se hai comunque dei tecnici con o una mentalità aperta, quindi magari anche anziani d'età ma con una mentalità aperta, oppure dei tecnici giovani. A proposito di questa tabella di marcia che hai detto, la multidisciplinarità, vedremo un certo Longo che ha vinto 5 campionati del mondo, 12 italiani, 233 vittorie, insomma questo a quell'epoca c'era l'educazione fisica che era obbligatorio, oggi in Italia siamo l'unico paese europeo che l'educazione tecnica non è più obbligatoria, anzi non se ne fa meno. Ormai è diventato un paese, l'Italia, dove lo sport diciamo che non è che sia... È essenziale solo quando ci sono le Olimpiadi, si portano le medaglie. Abbiamo prima sentito Chiades e quindi a Lucinico diamo l'appuntamento per questa bella gara, sarà il 2 di dicembre. Speriamo non faccia freddo e quindi diamo gli auguri, in bocca al lupo. Poi abbiamo ancora avvicinato chiaramente Bruno Capuzzo, che è in Pettore, è il presidente del comitato regionale Veneto, e poi insomma il Piantapicchetti, Giacomo Salvador. Prima hai detto una cosa bella, nel trofeo Triveni Ciclocross non c'è business, qua ognuno si tira sulle maniche e mette sul piatto quello che ha, insomma, in tavola quello che ha. Allora a me viene una rabbia, indipendentemente che una persona può essere simpatica o antipatica. Io so che sono antipaticissimo a molti, questo mi crea un grande orgoglio, no? Però se andiamo sul soggetto è una cosa, ma se invece fai un discorso oggettivo, questo si alza la mattina alle 4,
col freddo boia, pianti i picchetti, fai percorsi, insomma, ma ci sarebbe gente che non lo farebbe neanche per quest'anno organizza anche il 1 milione campionato di euro. italiano. E in più si va a prendere la rogna del campionato italiano, quindi non dormire la notte, non sai se ce la fai coi pagamenti, non sai se tutti pagheranno i tuoi sponsor che possono onorare. Cioè bisognerebbe anche cercare di farle capire queste cose, no? Infatti, quindi è importante anche parlare di questo, perché magari adesso il fuoristrada è visto come appunto quelle gran fondo con 10.000 persone che pagano 60 euro. È tutto un altro mondo. È tutta un'altra cosa, e una cosa che ci tengo a ribadire è che anche quest'anno Giacomo poteva anche alzare la quota per i cicloamatori, invece l'ha tenuta a 5 euro. E io sfido qualsiasi gara di ciclismo amatoriale dove si parte con 5 euro. Le iscrizioni sono quasi tutte di 10-15 euro per le prove così corte, arrivando fino a 60-70 euro per le gran fondo. Quindi questo è comunque un segnale anche per cercare di portare anche gli amatori. Come non fai a dargli una mano, a non dargli una mano a uno come Giacomo, è vero? Quindi sentiamo le loro 2 interviste. Sempre tu, Bravo. Ah sì. Siamo con Bruno Capuzzo, presidente Comitato Regionale Veneto. Anche quest'anno siamo qui per presentare questa grande stagione di ciclocross, una stagione che porterà anche il campionato italiano in Veneto a Vittorio Veneto. Sì, è una stagione che si preannuncia, direi, veramente molto ma molto importante, proprio per il suo epilogo, direi, a carattere nazionale, come oramai previsto e ottenuto l'accoglimento da suo tempo. Però credo che sia importante ricordare questo 33esimo Gran Premio Triveneto, cioè mi piace sottolineare così lo spirito triveneto a tutti gli effetti che si è riuscito a istituire con gli altri anche comitati e creare un assieme di società che stanno lavorando veramente con tantissima passione, ma con quell'entusiasmo che le contraddistingue oramai da qualche anno, e i risultati ci sono, perché siamo, vorrei dire, il primo circuito a livello nazionale in assoluto per quanto concerne il ciclocross, e quello che ha tracciato una linea che un pochino tutti quanti cercano un attimo di copiare, cercando anche di migliorare. Noi cercheremo di mettercela tutta per non farci superare indubbiamente. Vogliamo sfatare un mito, perché poi i risultati dei recenti mondiali anche su strada ci stanno dando ragione. Vogliamo sfatare questo mito che il ciclocross fa male, perché lo stesso Gilbert è un ex ciclocrossista, facciamo di nomi anche in casa nostra, Lars Boom, Matteo Trentin, anche Fabio Aru. Vuoi lanciare da queste telecamere, da questa emittente, un appello ai direttori sportivi forse un po' pigri d'inverno? Sì, la polivalenza a questo punto non è solo per quanto concerne la pista, ma maggiormente, ancor di più, secondo me, proprio per il ciclocross, perché è quella palestra naturale creata da madre natura, perché vanno a fare salti nei fossi, nei campi e compagnia bella, che di solito li tendono a farla fare direttamente fra 4 muri, dentro le palestre, quando si ha a disposizione sicuramente qualche cosa che ci ha fornito madre natura. D'accordo, sarà anche un tempo inclemente, tutto quello che vuoi, ma si va a temprare un fisico che dopo lo si porta gradatamente ad essere all'altezza per quanto concerne un certo tipo di gare e di circostanze climatiche difficili, perché le scuse le abbiamo sempre in tasca, sempre pronte, però è anche giusto riconoscere, a parer mio, e ne sono ampiamente convinto e ben coinvolto anche da te nella tua domanda, che il ciclocross è sicuramente una disciplina da poter portare e far svegliare proprio nella coscienza di tanti direttori sportivi. Siamo con Giacomo Salvador, organizzatore di questo trofeo Triveneto di ciclocross, 33 anni che lavori dietro le quinte per allestire questo trofeo e dare la possibilità non solo agli atleti veneti, ma diciamo agli atleti ormai di tutta Italia, di fare del ciclocross durante l'inverno. Quali sono le tue speranze per questa stagione che poi ti vedrà anche organizzatore del campionato italiano a metà di gennaio? Guarda, le mie aspettative sarebbero di avere un bel numero di G6, perché l'anno scorso, con la storia che non è stato fatto il campionato italiano a gennaio, è stato fatto a maggio, purtroppo abbiamo perso un 70-80 atleti. Io ho già sentito diverse società
e sono già propense di portare chi 3, 4, 5 atleti per società, che è una bella cosa, perché se investiamo sui giovani sono convinto che avremo i risultati. Poi ultimamente posso dire che è una soddisfazione enorme per me, anche quest'anno abbiamo visto la Francesca Cauz, che era una delle ragazze emergenti del ciclocross, è passata addirittura dal ciclocross alla nazionale, il mondiale e strada e al campionato europeo con la maglia. Una cosa eccezionale, e abbiamo visto anche l'anno scorso ai campionati italiani strada, aveva vinto l'anno prima Trentin con Aru secondo, e sono due che negli ultimi anni hanno fatto vedere di che pasta erano a livello nazionale sul ciclocross, e adesso stanno dimostrando anche sulla strada. Io sono convinto che d'inverno, invece di andare in palestra, senza nulla togliere nessuno alle società, a chi organizza la strada, se si facesse come una volta, che dai primi di ottobre anche col mountain bike si facesse solo il ciclocross d'inverno, io sono convinto che all'inizio stagione avremo grandi risultati, come lo dimostra all'estero, Belgio, Olanda, Francia, Cecoslovacchia, che fanno l'attività tutto l'inverno, però non è detto, basta programmarla, farla in una certa maniera e i risultati vengono. Poi sono convinto che i ragazzini a livello esordienti, fino agli allievi, fino a che non passano una categoria UCI tipo gli juniores, si divertono, perché a fin dei conti corrono 30 minuti, hanno un qualcosina che a fine mese o a fine trofeo si trovano qualche soldino, che è una soddisfazione di quell'età, poi ti danno una gioia. A me personalmente, se continuo ad andare avanti, anche se ho dei problemi di salute che spero di risolvere adesso prima di partire col torneo, per me sono quelli che mi fanno andare avanti. Ma infatti l'appello che noi vogliamo fare è principalmente forse a questi direttori sportivi, a questi presidenti di queste società, perché molto spesso, no, sembra, forse per un po' di pigrizia, no, di queste società che magari corrono tutto l'anno e poi nei mesi dove veramente si potrebbe fare una palestra all'aperto preferiscono poi chiuderli dentro una palestra al chiuso. Quindi diciamolo, l'hai detto benissimo, il ciclocross fa bene, tra l'altro Philippe Gilbert e Lars Boom, gli ultimi mondiali su strada, parlano da soli, e quindi un appello tuo è venite, no? Venite qui al trofeo, vi aspettiamo, che il trofeo parte il 14 di ottobre a Voi Euganeo, in provincia di Padova, in mezzo ai vigneti, un spettacolo, perché sicuramente ai primi di ottobre non troveremo la nebbia come l'abbiamo trovata a novembre, e spero che si parta come solito. Io auguro a tutti una buona stagione, qualunque problema sapete che a casa mia si può telefonare, se non ci sono io c'è la moglie, la mia segretaria per modo di dire, perché il segretario della società ce l'ho. Però vi invito tutti a continuare a credere nel ciclocross. Fa bene, non prendete il raffreddore se venite a correre d'inverno. Ben rientrati in studio. Allora, abbiamo capito che Bruno Capuzzo non si ripresenterà più alle prossime elezioni. Ci sono parecchi nomi, tra due sento Carlesso, sento l'amico Zanchetta, in qualche maniera, insomma, uno contro l'altro. Io ho una personalissima idea, Elena, tu dimmi se sbaglio o meno. A me sarebbe piaciuto che il Veneto si fosse unito tutto, con Zanchetta chiaramente anche più giovane, anche più tempo, e un Carlesso, un bel personaggio come un vicariato, no? Che va alle presentazioni, sa alla storia del ciclismo, e avrebbe forse compattato tutto quello che era un'area straordinaria per il ciclismo. Questa è una mia interpretazione. Vedremo poi con le elezioni, ma in Veneto di solito non ci si mette mai d'accordo, quindi... Però non sarebbe bello. Sarebbe bello, come è in certe realtà. Il Trentino Alto Adige ha sempre un candidato, di solito non ha mai un oppositore, altre realtà un po' più piccole idem. Non lo so, perché io quest'anno voto in Trentino Alto Adige, quindi sei fortunatissima. sono stata fortunata. Esatto. Benissimo, allora andiamo a rivisitare un po' il calendario. No, abbiamo detto Voi Euganeo, che conferma in pratica l'iscrizione dello scorso anno, una bella scoperta questa, no? Bel terreno questo. Bel terreno, io ho vinto la prima edizione e per me ha sempre un'edizione con un fango allucinante, la prima è stata. L'anno scorso c'era una nebbia allucinante, quest'anno speriamo ci sia il sole. Poi abbiamo il verso Liride, qua mi viene in mente di salutare sempre quel grande uomo
del presidente, Gigi perché Nardè. io Gigi lo adoro, e Salvatore Calinferno che ospitano un po' tutta, anche lì un paesaggio meraviglioso, sti laghetti. Bellissimo percorso, è un percorso veloce, essendo una delle prime gare, anche perché appunto in quel periodo non è ancora cominciato nel calendario in Lombardia. 21 ottobre, ricordiamolo. 21 ottobre, esatto. Secondo me ci saranno parecchi concorrenti. E poi il posto è meraviglioso. È posto bellissimo e si mangia anche bene, confermo. Benissimo. 28 ottobre abbiamo l'Arcobaleno Carraro Team, Villa Lagarina, su questi filari di UE, insomma, meraviglioso. Anche Beh, organizza la mia squadra, è una gara storica questa per i ciclocross, tra l'altro novità di quest'anno, nella stessa giornata ci sarà anche una marcia a piedi, quindi una gara a piedi, quindi ci sarà veramente tanto pubblico a Una vedere. volta c'erano anche i vigili del fuoco, se non sbaglio, che organizzavano Sì, insieme. e Panchiaro, un'altra Sì, gara bellissima, vero. e gli ultimi anni purtroppo andata- la crisi è stata un po'... Bene, poi abbiamo il 4 di novembre, abbiamo 100 ciclocross a Ussa. Ussa, a Bolzano, quindi una bella trasferta. Beh, la trasferta che quest'anno il percorso ritorna a un percorso che si è visto forse 4-5 anni fa, quindi niente safety park, un percorso nuovo, magari... Completamente un'altra location. Sì, un'altra location, andremo a vederla più avanti. Benissimo, poi abbiamo invece l'Ives con l'Altair. Una bella gara anche questa, l'11 sempre di novembre. all'interno dei filari, quindi l'anno scorso c'era il fango e lì 11 novembre penso che al momento la neve non ci sia ancora, però Tra i vedremo. filari del Muller, Turgau. Bellissimo, veramente bella. Deve essere una cosa meravigliosa. 18 novembre, scusate, Veloce Capirossago, qua abbiamo il Salvatoronda, questa oramai è una tappa... Gara storica, quest'anno campionato Triveneto, quindi probabilmente diciamo che la concomitanza con la gara del Giro d'Italia in Sud Italia non peserà tantissimo, perché appunto penso che parecchie squadre fa gola al campionato Triveneto e quindi... Campionato italiano di ciclocross che quasi tutto lo vede interprete, quasi tutto al 50% in Veneto. Quest'anno sì. Ecco, allora il Veneto esporta ancora grandi cose, perché io non riesco a capire, c'è crisi un po' in tutta Italia, però il Veneto, tanto polentone, riesce a fare grandi cose. Il Veneto è un po' il faro, ha comunque una grande anche leggenda nel ciclocross, diciamo che se escludiamo Vito Di Tano, i campioni del ciclocross li abbiamo sempre avuti noi qui e in Friuli, Venezia Sbaglio, Giulia. il Veneto ha in questo un leggero difetto di essere, di non credere molto in quello che fa, perché sinceramente è meglio della Lombardia il Veneto. Adesso non voglio mica negli ultimi anni inamicarmi ha dimostrato la comunque- Lombardia, là sì, ci sono fior di aziende, potrebbero fare il Ma terremoto. se vai a pensare anche la Toscana, secondo me è proprio un problema di credere nel ciclocross, perché comunque anche Gino Bortoluzzo negli ultimi anni che organizza il Trofeo Lombardia ha avuto grossi problemi a trovare degli sponsor in Lombardia. La Toscana è già 3 anni che ha un calendario minimo, quest'anno una bella realtà, e ci tengo a sottolinearla, anche se magari noi non la seguiremo, è quella in Emilia Romagna, dove dopo non so quanti anni ritorna un calendario di 13 corse, cosa non da poco, perché poi permette anche, quando ci sono i buchi nel nostro calendario, di andare a correre vicino a casa, comunque Modena, Ferrara, Ravenna, Bologna, sono Certo. tutte a un'ora da Padova o da Treviso, insomma sono vicine. C'è anche la possibilità anche di creare un tessuto, no? di gare che permette di fare un calendario insomma normale, ecco. Insomma, il Veneto è già tanti anni, e Salvador insieme al Comitato regionale, che investono molto anche a livello mediatico. Beh, ricordiamo che tutti questi giri, cioè vale a dire questo tour delle varie regioni, insomma in qualche maniera esportano anche le proprie eccellenze agricole, ma non soltanto. Mi viene in mente soltanto se vai a Bolzano, all'Ives, con i loro masi, con le loro veramente le loro grandi arti, si riesce a esportare anche un messaggio che oltre ad essere sportivo è anche enogastronomico dove, o turistico dall'altra parte, anche turismo di arte. E poi una cosa che differenzia il ciclocross dalle altre specialità del ciclismo è che il ciclocross si sviluppa nell'intera giornata. Cosa vuol dire? Che l'elite che corre alle 3 comunque viene presto e i bambini restano fino alla fine. Certo. Questo ti permette comunque di andare a creare un anche introito anche nei ristoranti, nei E poi sono tutti là fermi. e sono tutti lì, quindi è un veicolo che secondo me, a parte che è più spettacolare di molte altre discipline perché il circuito è molto corto e quindi si può vedere tante volte, tanti giri, è una gara che comunque è sempre incerta fino alla fine perché può succedere di tutto, esempio lì in Svizzera, Franzoi, tutti davamo, ormai insomma Enrico dimostrava di poter vincere e poi all'ultimo momento ha avuto la scivolata e ha A parte che perso. quell'uomo là è una sfiga, ragazzi, che vieni qua, Franzoi, tutte le volte che vieni qua ti portiamo buono, ma sappiamo che verrai a trovarci. Ricordiamo, Lucinicolo, abbiamo detto prima, il 2 di dicembre, allora noi siamo arrivati sul Giro di Boa, fin qua siamo arrivati quasi a metà
del calendario del ciclocross di quest'anno. Vi invitiamo a seguire questa trasmissione chiaramente per vedere le realtà rurali, anche perché, da buona giornalista lei sicuramente lo saprà, ma non tutti lo sanno, che c'è un ritorno alla terra. Tanti ragazzi giovani tornano di nuovo a fare i contadini in maniera più professionale rispetto ad una volta, ma sta crescendo veramente la richiesta ma anche la domanda. Ah, sì. Quindi la ruralità è, quindi in questo mi viene in mente a Faerio d'Erzo, ma in tanti altri posti dove proprio la terra è la cosa che si esporta insieme a queste biciclette. Il buon vino, la Buon terra, il buon cibo, il cibo biologico. Certo. E il ciclocross sicuramente dà questo contatto col fango, con l'erba, Certo. col pulito, diciamo. E noi ricordiamo, e anzi vi lamentiamo che adesso vendiamo un po' la copertina di Sport City con Francesco Bolgan, speriamo di vederlo quest'anno nei campi di ciclocross, perché lui ha un dono, sa raccontare il ciclocross forse come pochi. Per andare a prendere delle immagini, io immagino ancora in testa adesso di una ciclista che taglia l'acqua e fa una doppia onda, è biblica per me quella fotografia, te la ricordi tu? Sì, se me la ricordo. Troveremo, ve la faremo vedere perché è una fotografia credo unica, bellissima. Sì. Bene, allora con Sport City per immortalare questo nuovo ciclocross targato 2012-2013. Ben rientrati in studio dopo questa bella rassegna di fotografie di Francesco Bolgan. Mi viene in mente adesso il prossimo blocco che è intervistato, c'è Renzo Zanchetta, che è il vicepresidente vicario del Comitato Regionale Veneto, e poi dopo Francesca Cauz, poi la parte dirigenziale e la parte che dobbiamo esporre, no? Che poi dopo oltretutto sarà interprete anche, mi pare, a Calinferno. Gare, sì, farà alcune gare ed è appunto il risultato di questa multidisciplina, quindi una ragazza che ha sempre fatto il ciclocross e che quest'anno ha centrato 2 maglie azzurre molto importanti, al primo anno da professionista, quindi la convocazione al campionato europeo e soprattutto la convocazione al campionato del mondo. Ha fatto degli ottimi risultati, il 5° posto a Buti ad esempio, insomma dietro in salita era con Fabiana Luperini, certo. Quindi la dimostrazione che si è fatto con criterio. Ovviamente non possiamo pretendere di vedere Francesca tutta la stagione di ciclocross perché insomma io l'ho fatto anni fa, è veramente dura perché già si finisce con 60-70 gare da prof e poi fare altre 20 di ciclocross è pesante, però secondo me riusciremo a vederla nella prima parte della stagione e se poi la squadra lo vorrà anche al campionato italiano e potrebbe anche essere protagonista. Ecco, allora mandiamo in onda queste immagini, chiaramente ringraziando anche Renzo Zanchetta, che in qualche maniera contribuisce anche in proprio per quanto riguarda questo trofeo Triveneto e quindi questo gli fa soltanto che onore. Siamo con Renzo Zanchetta. Renzo, per la prima volta una presentazione in un posto così, no? Si unisce lo sport al buon cibo e alla buona compagnia. Ma io credo che questi momenti conviviali siano importanti per lanciare o rilanciare, se vogliamo, o comunque promuovere un movimento come quello del ciclocross, che comunque
è già di un'evidenza importante già per conto suo, ma con Nicola Argesi e con gli organizzatori di questo Triveneto di cross ci siamo trovati tempo addietro, è venuta fuori questa idea che ho visto che è andata a buon fine e anche vedo che è molto gradita dai partecipanti. Io credo che questo sia l'inizio di un miglioramento anche propositivo e anche di immagine che dobbiamo dare anche a questa disciplina molto importante, perché praticamente il ciclismo è inteso quasi generalmente come ciclismo su strada, ma credo che bisogna guardarlo a 360 gradi, perché ci sono delle realtà come il cross, come il mountain bike e le discipline, chiamiamole tra parentesi secondarie o minori, ma che danno risultati anche a livello internazionale molto più gratificanti rispetto alla strada, ma stanno dando anche delle risposte a dei giovani che si affacciano per la prima volta al mondo ciclistico e quindi danno una risposta molto importante, e questo fa bene a tutto il movimento ciclistico. Io credo che questa iniziativa avrà sicuramente seguito, questo è l'impegno che mi prendo anch'io come così sportivo in generale, ma che ama il ciclismo in particolare, e insieme a tutto il gruppo, con Nicola Argesi, con la sua emittente televisiva, con Salvador, Mirko Baratin e comunque tutto lo staff, sicuramente daremo seguito a queste iniziative per promuovere ulteriormente, come dicevo prima, questa attività e far sì di coinvolgere ancora maggiormente gli sponsor. In questo momento è difficile, ma se facciamo le cose bene sono fiducioso che si possano anche attirare interessi oltre a quelli già che ci sono. Anche perché il ciclocross all'estero sta dimostrando di essere un ottimo veicolo di marketing. Non per questo quest'anno i mondiali saranno in America, dove ci sono già 10-20 gare internazionali all'inizio dell'anno che fanno il pieno, sold out, $20, sono stata anch'io negli Stati Uniti recentemente, $20 e vedi 30.000, 40.000 persone come in Belgio, quindi è una realtà che deve solo prendere piede, no? Anche dal punto di vista del marketing. Sì, sicuramente qui è anche un fatto di cultura, adesso non possiamo illuderci che nel breve tempo possiamo raggiungere gli obiettivi delle nazioni che hai citato te adesso, ma sicuramente siamo un movimento importante, il Veneto nella fattispecie è uno dei più importanti a livello nazionale, e credo che la strada intrapresa a iniziare dagli anni scorsi, 33esima edizione del Triveneto, quindi anche le sinergie tra le regioni, deve essere ancora maggiormente sviluppata, perché sinergia si intende a 360 gradi, non solo nel momento organizzativo ma anche nel coinvolgimento dei sostenitori economici e quant'altro, perché evidentemente la passione è determinante, ma senza il sostegno economico non si fa nulla. Il ciclocross non fa male e abbiamo una dimostrazione. Francesca Cauz, da ciclocrossista hai fatto anche un po' di duathlon, poi quest'anno primo anno da professionista su strada e 2 grossi importanti traguardi centrati, convocazione al campionato europeo Under 23 e convocazione al mondiale. Te lo aspettavi? Beh, non me l'aspettavo proprio, quest'anno ho fatto una stagione magnifica, sono contentissima di come è andata. Mi sono impegnata, ho deciso di fare una stagione, un anno fatto bene, e niente, sono arrivate queste 2 maglie azzurre e sono contentissima. Il ciclocross, quanto ti ha aiutato nella tua crescita anche come atleta? Quindi hai fatto già bene, già le prime gare al nord ad esempio, quindi diamo questo messaggio che il ciclocross forse tanto male non fa. Esatto. È da 6 anni che pratico ciclocross e rimango dell'idea che il ciclocross non fa male, anzi, e ti aiuta moltissimo per la stagione estiva e per preparare appunto la strada. Basta sapersi un po' gestire, no? Esatto, basta saper dosare le forze e fare i giusti recuperi. Io ti ho vista crescere. Mi piace parlare con lei perché veramente ti ho vista crescere. È una Francesca Cauz diversa quest'anno, vero? Dagli altri anni, anche di testa parlo. Sì, quest'anno con la stagione su strada che sono passata professionista e sono maturata abbastanza ciclisticamente, e niente, quest'anno vorrei fare ciclocross, e sempre se la squadra me lo permetterà, speriamo, e niente, mi impegnerò al massimo come ho fatto la stagione estiva. Ben rientrati in studio. Allora, abbiamo sentito queste altre 2 interviste, ma non andate via, ce ne sono altre
che insomma in qualche maniera dobbiamo ringraziare assolutamente Romano Cornale che ci ha ospitato alla birreria Cornale a Cismon del Grappa, anzi piovega di sotto. Ce n'erano tanti, abbiamo visto più di 60 invitati e questo ci ha rincuorato un po' tutti, ho visto anche tutti quanti gli astanti, ma non soltanto le autorità, incoraggiate, non era una conferenza stampa, sai, di quelle un po' tristi. No, e poi si è mangiato anche molto bene, e quindi che la cosa non guasta. Bene, sì. Poi abbiamo, allora, Sportivi del Ponte, l'8 di dicembre, che non fa parte del trofeo, ma è una gara a parte, fa parte del trofeo del Giro d'Italia. Quindi là vedremo Scotti e i grandi. Esatto, unica internazionale di quest'anno in Italia, quindi venite perché insomma ne vale la pena. Abbiamo la Silvellese che è una graditoria del Terrabasele che io ricordo sempre. Questa è la gara di Armando Zamprogna e per me veramente penso sia la gara più importante di tutte quelle gare che vedo lì. E non è valida neanche questa prova. Non è valida, però per me Armando ha un posto nel mio cuore che altri non hanno e quindi spero veramente di avere giornalisti a vedere e anche tanta gente pubblico a vedere, che sarà una bella gara anche questa qua nazionale, quindi Giro d'Italia di ciclocross, esatto. E sono già 2. Poi abbiamo il 18 dicembre, siamo a Fonzaso di Vedelago, Villa Emo. Io lo scorso anno sono rimasto impressionato. Bellissimo questo passaggio in sotterranea, no? Quindi sì. Invece di andare su si andava giù, sotto il castello, insomma la villa, certo, la Villa Emo. Una gara bella anche questa. L'anno scorso c'era un po' di fango, era un po' ghiacciato e penso che anche quest'anno con il periodo siamo lì. E speriamo di vedere Federico Zurlo, visto che del Postumia è il Postumia esatto. che lo organizza. Poi abbiamo Schio, qua insomma non è un ritorno, è la prima volta che Schio, lo scorso anno era in un altro sito. Quindi anche Schio ritorna, quindi Vicenza prende un po' di coraggio. Sì, è una gara che c'era Nicola, era una gara audace, una gara abbastanza veloce, certo. Con dei pezzi anche da fare a piedi, che ritorna in FC, quindi secondo me è un bel... Il 23 di dicembre, Salvatore, è questo che io ti odio, il 23 di dicembre. Come si fa a farmi lavorare il 23 di dicembre? Vabbè, ma si sta in linea poi per il Natale, non è un problema. Se lo dici tu. Sì. Poi abbiamo il 29 di dicembre, Libera da Scozia, con 2 giorni. Una è nazionale, per cui Coppa Italia giovanile, mentre il giorno dopo, il 30 dicembre, bisogna avere un coraggio da leone, e sempre a Scorzè la nostra gara, Trofeo Triveneto, quindi il 30 di dicembre. Esatto, un doppio appuntamento per vedere i bambini, i giovani diciamo, esordienti allievi il sabato e la domenica la gara. Però posso farti una domanda? Sì. Non vi vergognate? Adesso, a parte tutto, tu fai più parte della giostra di me. Però il 30 di dicembre, dimmi la verità, o il 23, se è normale andare a fare ciclocross. Guarda, ti assicuro che noi quest'anno corriamo anche il 26, il 31 e il 1 all'estero, quindi è normale per i ciclocrossisti. Cioè, io non ho mai corso tutta quest'estate, non vedevo l'ora di cominciare il ciclocross, mi voglio tante gare. E poi fa bene, puoi mangiare tutto quello che vuoi, anche il mascarpone, non ti ingrassi. Sì, è vero. Beh, tu sì, io basta che lo guardo, lievito. Vabbè, andiamo con le altre 2 interviste e poi andiamo con le ultime 2 gare, no? Allora, poi, mito sui miti, abbiamo avvicinato Renato Longo e Igino Michieletto. Igino Michieletto è il portavoce, diciamo così, autorevole e politico, che porta il ciclismo un po' anche in Palazzo della Regione, ne avremo tanto di bisogno. Andiamo avanti con le immagini. Siamo con Renato Longo. Renato, un'istituzione del ciclocross, quest'anno campionato italiano a Vittorio Veneto. Ti anticipo già una domanda e vediamo a fine stagione se hai indovinato. Chi vince a Vittorio Veneto tra gli elite? Che tipo di corridore? Ma secondo me potrebbe vincere Marco Aurelio Fontana, però non ho ancora visto Franzoi, non conosco la sua preparazione. E staremo a vedere, può darsi che anche lui sia un vittorioso Vittorio Veneto. Ritornate al percorso classico, quello con l'arrivo in centro, città, insomma, volete portare la gente a vedere il ciclocross. Com'era il ciclocross ai tuoi tempi? Ma il ciclocross ai miei tempi era un po' più impegnativo di quello che è oggi. Comunque avevamo tanti spettatori, c'era la televisione nazionale che si occupava. C'erano delle riprese dirette su 5-6 gare internazionali nell'annata e comunque era molto importante. Vogliamo dirlo a questi giovani che fare ciclocross fa bene, forse fa male solo a certi direttori sportivi che non vogliono portarli a correre durante l'inverno. Ma c'è da dire che i direttori sportivi lavorano per tutta la stagione su strada, ci vorrebbe un ricambio di direttori sportivi
che seguissero anche durante la stagione invernale il ciclocross. Siamo con Gino Micheletto, responsabile della struttura tecnica del ciclocross. Gino, quest'anno parte questo trofeo Triveneto, che resta comunque uno dei trofei più importanti in Italia, con alcune modifiche. Ritornano gli giovanissimi, no? Gli G6, ritornerà il campionato italiano poi a Vittorio Veneto per gli esordienti del primo anno. Beh, i giovanissimi G6 ritornano, ci sono sempre stati per la verità, è che quest'anno il campionato italiano avviene 15 giorni dopo praticamente e c'è il tempo per fare il tesseramento eccetera, per cui il Consiglio federale ha deciso su nostra sollecitazione di ammettere anche questi ragazzini al proprio campionato italiano e per cui anche per loro è una stagione completa e possono cominciare a cimentarsi anche con un obiettivo concreto e reale. Trofeo Triveneto, 33esimo anno, quindi veramente una storia nel ciclocross. Anche quest'anno si colloca tra i trofei, diciamo, più importanti a livello nazionale, anche se vogliamo dirlo, comunque l'Emilia Romagna quest'anno per la prima volta ritorna con quasi 13 gare in calendario. Sì, devo dire, non è uno tra i più importanti, è il più importante, obiettivamente è la scuola del ciclocross nazionale, il Trofeo Triveneto. Chiaramente questo Trofeo Triveneto e anche credo anche modestamente il lavoro della Commissione Nazionale che ho avuto l'onore di presiedere per questi 4 anni, abbiamo cercato di rilanciare il ciclocross dove c'erano tradizioni ma era un po' morto. L'Emilia Romagna ne è un esempio, 3 anni fa c'era solo una gara, no? Che si faceva a Modena, l'anno scorso hanno fatto 5 gare, oggi hanno in programma 13 gare. Per cui, come dire, è un successo importantissimo, ecco. Ho avuto ottimi rapporti con quelle persone, le ho incoraggiate e possiamo contare veramente su un successo notevole, ma anche c'è un'amicizia, si è creata con queste persone grande, per cui credo per me è stata una grande soddisfazione. Che stagione sarà questa per il ciclocross? Nei vostri pensieri c'è un aumento di tesserati? Qual è l'andamento negli ultimi anni? Sta crescendo come disciplina? No, sta crescendo molto come disciplina. Quello che la difficoltà obiettivamente resta sul campo di juniores, cioè noi non abbiamo in Italia società, se non la Guerciotti e qualche altra, che impegnano risorse e mezzi eccetera per far correre i juniores. Per cui noi abbiamo tantissimi ragazzini, esordienti, allievi, giovanissimi, ma poi dalla categoria juniores in poi abbiamo obiettivamente delle difficoltà, perché la specialità è legata più alle famiglie e più ai singoli appassionati che alle società effettivamente che si impegnano su questo. Questa è la realtà, non è che non siamo riusciti a cambiarla per il momento. Cosa ne pensi della probabile proposta dell'UCI, ovvero che le squadre professionistiche nei prossimi anni dovranno tesserare anche dei ciclocrossisti professionisti al loro interno per poter essere nel World Tour? Questo potrebbe incentivare comunque la stagione poi invernale? Sai, io come filosofia agli obblighi non ho mai creduto, perché magari tesserano poi due persone, 2 ragazzi che non hanno né arte né parte, hanno soddisfatto la legge ma la sostanza resta intatta. Cioè, io credo che vale più la convinzione, il rapporto, che l'obbligo non mi sembra che sia la strada per risolvere queste questioni. Quindi valgono i risultati, Philippe Gilbert, Lars Boom, Matteo Trentin, per fare un esempio, Fabio Aru. Valgono i risultati, non sono stati obbligati questi. Valgono i risultati, vale l'esempio, vale il contatto, perché anche se noi obbligassimo le squadre dilettanti come la Fiore, eccetera, di avere dei ricorsisti, magari testano 2 ragazzi così, perché è un obbligo ma la sostanza non cambia, non è questa la strada. Ben rientrati. Allora io quando vedo Renato Longo, sento Renato Longo, dico come è possibile, questo è un marziano. Cioè, hanno fatto la festa di Felice Gimondi, ma guarda che questo qua c'ha mica poco da invidiare a Felice Gimondi. Ma poi è bello perché ha una tranquillità quando parla. Lo dice come se fosse niente. Sì, veramente è un signore. Un lord lo vedo io. Ma 233 vittorie, ma guarda che sono una cosa... È stato uno dei capisaldi del ciclocross comunque, anche del ciclismo italiano. Zodagliato. Bravo allora, Renato. Tu prima mi hai detto ci siamo dimenticati di Asiago. Io faceva parte di quel discorso, non mi potete far lavorare il 30 di dicembre ragazzi. Asiagola era il 1° di ottobre, forse abbiamo avuto un caldo boia lo scorso anno, bellissimo, l'hanno portata
Il 28. Il 28 di novembre, se c'è la neve? È più bello. Io Quanto bello era 2 anni fa con la neve. Sì. Io ho non fatto c'ero. terza con la neve, quindi sì, vabbè. E vi piace? Ma è bellissimo, a parte che è divertentissimo, non ti fai male e questa è una gara che anche chi non ha mai fatto può venire con la mountain bike, con le ruote ovviamente Certo. omologate per il ciclocross e venire a provare perché in mezzo alla neve è Ma è vero che un'esperienza ci sono unica. atleti che gli piace di più il fango, che gli piace proprio stare nella pauta, Vabbè, io mi diverto sempre a fare qualsiasi tipo di percorso Se di piove ciclocross. meglio. Se piove meglio, poi però quando vado a casa a lavare la roba mica è tanto simpatico, però ormai siamo abituati, l'abbiamo tutto. Mamma mia, beh, insomma, sarà sicuramente, guardate, io credo che sarà uno spettacolo per tutti, per coloro che vengono, che io invito, piuttosto che guardarla in televisione, devo dire la verità, venite a vederla perché così rendete contenti anche Enrico Polo, perché insieme anche a lui bisogna ringraziare ai suoi partner che stanno un po' in qualche maniera finanziando tutto il carrozzone del ciclocross, perché se c'è tanta gente anche voi, insomma, date di più. E poi comunque anche Asiago merita, è una bella cittadina e magari qualcuno può unire il ciclocross a venire a fare una gita in montagna e magari chi è lontano può venire anche un weekend, così facciamo contenti anche gli albergatori. È vero. Adesso l'ultima tranche, le ultime 2 interviste con Paolo Carnigo, Villa Lagarina, e Renato Redmuller, che insomma è una bella presenza, lui fa l'attività consigliere nazionale per l'attività Esatto. fuoristrada, è una bella presenza, è stato importante avere anche i vertici della federazione. Quello sicuramente, anche perché ci ha detto anche delle cose significative. Interessanti, sentiamo. Siamo con Paolo Garniga, la gara di Villa Lagarina sarà una delle prime di questo trofeo Triveneto di ciclocross, anche quest'anno la Val Lagarina attende tanti ciclocrossisti sul percorso. Ma sicuramente sì, noi Gioco Forza siamo una delle prime gare perché in inverno poi siamo a rischio neve. È un percorso un po' atipico perché ha al suo interno delle salite che possono fare la differenza. Riproporremo il circuito che l'anno scorso ha fatto quasi 300 partenti. Le tue aspirazioni per quest'anno, visto che i numeri dicono che stiano crescendo, parecchi ragazzi nuovi, anche appunto nella tua squadra ci saranno delle nuove leve che faranno il ciclocross, ti fissi un numero ipotetico di iscritti, un tuo autotraguardo, insomma? Ma noi contiamo di arrivare ai 300 partenti, daremo spazio anche ai G5 e ai G6 perché riteniamo comunque che il futuro è con loro e per loro, perciò per noi il risultato ottimo sarebbe 300 partenti. Com'è la situazione in Trentino Alto Adige, anzi in Trentino, diciamo nella provincia di Trento, non solo mountain bike ma anche ciclocross e anche diciamo un movimento che comunque va anche d'inverno nonostante le temperature un po' rigide da novembre in poi? Sì, purtroppo la nostra è rimasta l'unica gara in Trentino, la portiamo avanti soprattutto perché noi come società vogliamo organizzare anche in tutte quelle specialità dove corriamo. L'inverno ci penalizza, è difficile da noi, però c'è comunque un bel nucleo di partenti ad ogni gara trentini e tutti gli anni, pur i nostri piccoli numeri, riusciamo anche a livello nazionale a portare a casa medaglie e spesso e volentieri anche delle maglie. Il ciclocross, sfatiamo questo mito, abbiamo parlato prima con altre persone del ciclocross abbinato alla strada. Il ciclocross secondo te può essere abbinato anche al mountain bike ad alti livelli, quindi uno esclude l'altro oppure uno può in determinate maniere compensare diciamo l'altro? Ma fare le 2 stagioni è impossibile, però sono compatibili e è importante perché aiuta comunque ad imparare a guidare, perché con le ruote strette è molto più difficile che guidare sulle ruote grasse del mountain bike. Siamo con Renato Redmuller, avete lasciato l'anno scorso il campionato italiano in quel di Bolzano, quest'anno comunque mantenete la tappa di questo trofeo Triveneto, per voi comunque fucina di campioni non solo del mountain bike ma negli ultimi anni anche nel ciclocross. Ma sicuramente abbiamo organizzato l'anno scorso un bel campionato italiano, a detta di molti, quest'anno riproponiamo un nuovo percorso, quel percorso che era stato fatto 2 anni fa nelle vicinanze del Lido e Bolzano, cerchiamo di portare il ciclocross più dentro una città rispetto agli ultimi anni, che era fatto al Safety Park. E come movimento sai già se quest'anno saranno insomma dei nostri anche atleti come Eva Lechner, Julia Innerhofer? Sì, mi risulta che questi atleti faranno non dall'inizio probabilmente, perché attualmente per esempio sono in Cina, ma
faranno una parte del percorso del circuito ciclocross Triveneto e il culmine dei campionati italiani penso che parteciperanno. Il ciclocross paga ancora un po' il dazio di non essere disciplina olimpica. Cosa può mancare secondo te, Renato, a questo ciclocross per avere una spinta in più e ritornare quello che era qualche anno fa? Ti lancio una domanda un po' provocatoria. Anni fa, a ottobre, la mountain bike finiva e cominciava il ciclocross. Ora ci troviamo davanti a calendari di mountain bike sempre più lunghi, che finiscono sempre più tardi e che cominciano sempre prima. Secondo te è questo poi che ha portato poca gente a fare il ciclocross o ci sono degli altri motivi? No, io non penso questo, anche se una parte sicuramente quando il prodotto si diversifica, uno opta per il prodotto A, l'altro per il prodotto B, però penso che faccia parte della cultura, penso che gli stradisti oggi come oggi debbano maggiormente praticare il ciclocross perché è propedeutico alla loro attività estiva, primaverile, mentre gli appassionati del mountain bike rientrano più tardi sicuramente nel circuito, però oggi come oggi io penso che la federazione non possa stabilire chiudiamo una data qua, un'attività e apriamo l'altra. Bisogna che ognuno scelga le sue, però sicuramente a un certo punto le due si uniranno e il circuito ne avanzerà. Grazie. Prego. Bene, abbiamo sentito Paolo Garniga? Perché avevo sbagliato, lui diceva, ma non si è sentito, non importa, bisogna dire quando si sbaglia, bisogna metterlo. Allora, Paolo Garniga e Red Muller, che insomma mi pare che sia illuminante quello che abbia detto. No? Sicuramente. Sono poi personaggi che insomma ci vogliono anche all'interno del mondo del ciclocross. Sai cosa ti dico? Che siamo arrivati poi alla conclusione con chiaramente il campionato italiano di ciclocross che non è valevole per il trofeo Triveneto. La cosa bella è che abbiamo trovato l'ultima prova è Mussolente, che ritorna che anche qua c'era sempre Zamprogna era sempre tra gli scudi con Scotton, è un bel rientro anche per Scotton, sono contenta. E chiude il trofeo. Chiude il trofeo sul percorso, un percorso nuovo anche questo per chi non era venuto 2 anni fa. Io e la Francesca Cauzzo lo conosciamo bene, ha vinto la Francia, io ho fatto seconda, è un bel percorso diverso dal solito, però duro anche quello. Bene, allora io intanto Elena ti ringrazio per il tuo intervento, abbiamo voluto fare questa trasmissione per far capire cosa vogliamo fare nel ciclocross, vi abbiamo presentato le gare, prossima puntata ci sarà una gara chiaramente che concluderà la stagione su strada per Under Elite, ma ci sarà anche un sunto di tutte le gare dove andremo in pratica a visitarle in una sorta così di preview e quindi potremo vedere i posti, il calendario esatto con tanto di grafiche e l'appuntamento è per il 14 di ottobre e saremo tutti a Voe Euganeo. Tu so che ci accompagnerai con le cronache, quindi la cosa sarà molto piacevole per noi e spero anche per te e quindi io ti do un in bocca al lupo a te. Crepi. E poi dopo un in bocca al lupo a tutto il movimento del ciclocross. Appuntamento, stessa orario e stessa emittente, a settimana prossima. Grazie. Grazie a voi. I'm the invisible man.